Sono 130.000 gli elettori della città metropolitana chiamati a scegliere il sindaco del loro comune. 38 in totale i candidati nel veneziano, supportati da 67 liste. Urne aperte solo domenica dalle 7 di mattina alle 11 di sera. Ogni elettore deve presentarsi al seggio munito di un documento di riconoscimento valido e della tessera elettorale. 5 i comuni sopra i 15.000 abitanti, dove si tornerà a votare il 25 giugno nel caso uno dei candidati non raggiunga il 50% più uno dei voti. Mira, Mirano, Jesolo e per la prima volta Marcone e Santa Maria di Sala, dove la soglia è stata superata durante l'ultimo lustro. In questi paesi si può votare in 3 modi diversi, tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, solo su quello di un candidato sindaco, oppure scrivendo il nome di un consigliere e sbarrando quello di un sindaco. Se il consigliere votato non sostiene quel sindaco, si effettua il cosiddetto voto disgiunto. Più semplice la situazione a Salzano, Pramaggiore, Noventa di Piave e Campagna Lupia, dove il voto disgiunto non è possibile. Qui sulla scheda è già stampato il nome del sindaco e la preferenza è assegnata automaticamente anche alla lista che lo appoggia. Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si tornerà a votare il 25 giugno, in caso di ulteriore parità sarà dichiarato vincitore il più anziano.